Poltrona assegnata è quella della Presidenza del Consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario Agrigentino. La scelta è caduta sull'economista Pietro Busetta. Ad eleggerlo è stata l'Assemblea di Soci che si è riunita ieri nella sede di Contrada Calcarelle. Il presidente della Fondazione Curella succede a Gaetano Armao che dopo una breve parentesi alla guida del CUA si è dimesso per partecipare alla competizione delle regionali. Adesso è il numero 2 di Palazzo d'Orleans, il vice di Nello Musumeci. Ecco allora che il vuoto lasciato è stato colmato. L'insediamento di Busetta è previsto per i primi di gennaio in occasione del prossimo Consiglio di amministrazione programmato dopo le festività natalizie. Ecco le sue prime parole dopo la fumata bianca. Sono lieto di essere stato scelto, ha detto il neopresidente del CUA. Non si può che essere felici di partecipare ad un grande progetto. Uno dei primi obiettivi, è stato confermato, sarà quello di rilanciare i nuovi corsi di laurea per favorire una maggiore attrazione del consorzio universitario. E una delle prime tappe riguarderà la stipula di un protocollo d'intesa con una università statale della Romania. E intanto al fianco di Busetta confermati tutti i membri del CDA. Giovanni Di Maida continuerà a mantenere la carica di vicepresidente con le importanti deleghe degli affari generali, della gestione del personale e del contenzioso. E la UIL con il segretario provinciale Gero Acquisto afferma: il tema del consorzio universitario è stato sempre attenzionato dalla nostra organizzazione sindacale negli ultimi anni perché è centrale nello sviluppo culturale, economico e di prospettiva lavorativa per i nostri giovani affamati di buona formazione e desiderosi di affermarsi nella terra dove sono nati e dove vogliono costruire un futuro lavorativo e di crescita per la provincia agrigentina. Dopo le feste chiederemo un incontro con il nuovo presidente Busetta per confrontarci, conclude Gero Acquisto.